È uno scontro diretto per la salvezza, quello che si gioca al comunale di Mazzarrone, nel quale si affrontano Mazzarrone ed Aci Sant'Antonio. Con le immagini a cura di Antonio Ioppolo diamo lettura delle formazioni, iniziando da Giallorossi che si schierano con Barbagallo, Daleo Trentacoste, Dadici, Giannetto Martino, Mannina, Nick Pali, Cosendì, lo giudice Catalano. L'allenatore il signor Salvatore Utro, risponde all'Aci Sant'Antonio del neotecnico Costantino con Di Martino, Gugli Alessio Catania, Tosto, Deago Canelon, Lemura, Genovese, De Mutis, Francesco Catania e Licciardello. Le squadre fanno il loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, che è il signor Luca Paris della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti che sono Francesco Conti e Filippo Luca Scannella della sezione di Enna. Primo pallone del match giocato dal Mazzarrone, è un primo tempo in cui le emozioni latitano, se non per questa azione di Cosendè che apre per Dadic rientra sul sinistro, calcia verso la porta di Di Martino ma centra in pieno Cosendì, poi Catalano sulla respinta mette in rete ma l'assistente Scannella segnala una posizione di fuorigioco. Anche un'azione da parte dell'Aci Sant'Antonio, un'azione di ripartenza su un calcio d'angolo battuto dal Mazzarrone, contropiede del numero 9 De Mutis che apre per Francesco Catania. Il destro di Francesco Catania si perde sul fondo alla destra di Barbagallo. Finisce il primo tempo con le squadre che vanno all'intervallo sul risultato di 0-0. Secondo tempo che si riapre con il pallone calciato dall'Aci Sant'Antonio e ospiti che dopo appena 30 secondi trovano la rete del vantaggio. Rilancio lungo di Tosto, Giannetto si trova in vantaggio ma si fa recuperare da De Mutis. Pallone che arriva nella disponibilità di Lemura che converge verso il centro, fa partire un tiro al giro alla sinistra di Barbagallo che nulla può. Mazzarrone 0, Aci Sant'Antonio 1, ospiti in vantaggio al minuto 46, ma passano appena 5 minuti e Martino con una rimessa lunga come suo solito lancia il pallone in aria, tocco di mano di Tosto per il direttore Paris, non ci sono dubbi, calcio di rigore Mazzarrone che può trovare dopo appena 5 minuti la rete del pari. Dagli 11 metri si presenta il numero 9 Bruno Cosendì, pallone da una parte, Di Martino dall'altra, Mazzarrone 1, Aci Sant'Antonio 1. E qui si registra dopo pochi minuti l'episodio più controverso del match, punizione di Nick Pali, Cosendì, respinta di Di Martino sul pallone, si avventa lo giudice con un braccio tosto, il direttore di gara Paris, non ci sono dubbi, calcio di rigore per il Mazzarrone e espulsione per il numero 4 Tosto che respinge il tiro a rete di Cosendì con un braccio, quindi Mazzarrone che si ritrova con la superiorità numerica e la possibilità di calciare un nuovo tiro dagli 11 metri, ma a questo punto il direttore di gara viene richiamato dall'assistente numero 1 Conti che di fatto smentisce quanto ravvisato dall'arbitro ribaltando quella che è la decisione di quest'ultimo e dunque non più calcio di rigore, superiorità numerica per il Mazzarrone, ma probabilmente un fuorigioco quello segnalato da Conti che appare agli occhi dei giocatori del Mazzarrone come inspiegabile. Il Mazzarrone non demorde con Carnia nell'entrata insieme a Maltese e a Godrin, la stessa Godrin, colpo di testa di Martino, si supera e vola mandando il pallone in calcio d'angolo. Siamo nel recupero, pallone sanguinoso perso da Altieri a centrocampo, l'apertura di Canelon sulla sinistra per il neoentrato ex di turno Matteo Fichera che punta Martino, poi mette il pallone al centro, sulla corrente De Mutis, la deviazione sul tiro di De Mutis e Aci Sant'Antonio che trova la rete del vantaggio al minuto 93, Mazzarrone 1, Aci Sant'Antonio 2, ma i giallorossi non ci stanno, Tomasello, l'apertura per Trentacoste, il campanile di quest'ultimo sul quale si avventa ancora a Godin il pallone che arriva a Maltese, il sinistro di Maltese sotto l'incrocio dei pali e pareggio al 95esimo, termina così il match Mazzarrone 2, Aci Sant'Antonio 2. Grazie per l'attenzione e al prossimo match.